Vertice Fiume dalla mattina in sede ad Aprilia annuale, sindacalisti e dirigenti della nota casa motociclistica si sono chiusi in sala riunione per una trattativa ad oltranza. Obiettivo trovare un'intesa, un accordo che scongiuri la fuoriuscita di 200 lavoratori, il tutto a 20 giorni dalla scadenza del contratto di solidarietà, una speranza che è anche del primo cittadino di Noale. Io spero, confido che il senso di responsabilità prevalga sia da parte dell'azienda, come peraltro è successo lo scorso anno, sia dalla parte dei lavoratori. Insomma, confido che un accordo venga trovato e che ci siano meno danni possibili, soprattutto in ambito occupazionale. 200 esuberi su 720 dipendenti, 150 nello stabilimento di Scorzè e 50 in quello di Noale. Questo è il piano che aveva presentato l'azienda prima di Natale, mentre solo qualche mese prima in piazza Noale si era festeggiato con Max Biaggi la vittoria del mondiale Superbike. Quel 26 ottobre dell'anno scorso i tagli sembravano lontani. La crisi del settore però era nell'aria e non tutti oggi ne sono sorpresi. Purtroppo oggi come oggi il mercato è in fase di rivoluzione e se non si vende in moto non si fa niente. Bisogna fare prodotti nuovi con prezzi giusti e andare in giro a piazzare i prodotti. Sindacati decisi a rimanere al tavolo della trattativa per riuscire a portare a casa un piano di nuovi investimenti di rilancio dell'attività, ma anche quegli ammortizzatori sociali che consentono di salvare i posti di lavoro. Se il contratto verrà mantenuto per un altro anno, a mio avviso ci saranno maggiori possibilità di vedere un punto di forza per il 2014. La crisi di Aprilia, marchio storico da anni presente sul territorio veneziano, lascia a molti l'amaro in bocca. Mi dispiace questo, mi dispiace tanto, perché a chi dia lavoro anche a Enico, Aprilia qua, perché i tosi in due si chi cata lavoro dopo. Adesso si bada solo al profitto e in nome della crisi tutto è illecito.